Cresce la chirurgia a Feltre, quasi raddoppiato in 2 anni il numero degli interventi. È una chirurgia effettivamente molto in crescita a Feltre, più di 9.000 interventi fatti nel 2025, un 2.000 interventi in più rispetto al 2024, è una chirurgia che utilizza molto la metodologia mini-invasiva ed è anche legata a quelle che sono le patologie dovute anche all'aumento dell'età media delle persone, e quindi è una chirurgia che interviene in particolare nell'ambito ortopedico, nell'ambito urologico e nell'ambito neoplastico in generale. Nel 2025 gli interventi sono stati oltre 9.000, con una crescita di quasi l'8% e un 27% di pazienti attratti da fuori ULSS. Cambia la vita, aumenta la vita media delle persone, quindi aumentano le patologie oncologiche della terza età ovviamente. In secondo luogo c'è un discorso anche di presa in carico di patologie di cui una volta non ci si occupava. Sto parlando della patologia ginecologica del pavimento pelvico, donne che erano costrette a rimanere in casa per il problema dell'incontinenza o dell'ingombro vaginale, e tutti i casi che adesso vengono ovviamente risolti. L'arrivo del Da Vinci cosa ha cambiato? Ha portato a un'innovazione che era già presente sul territorio da altre parti. Era necessario portarlo qui e soprattutto è stato necessario utilizzarlo in maniera multidisciplinare, cioè occuparlo tutti i giorni. Tante le specializzazioni coinvolte, dall'ortopedia alla ginecologia, dalla cardiologia alla gastroenterologia, con un plauso in particolare alla prima citata, visto che per quanto riguarda la chirurgia della spalla, Feltre si candida ad essere dichiarata quale centro di riferimento per la Regione Veneto. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale circa 3 mesi fa. Attualmente, da quelli che sono i dati, la chirurgia della spalla di Feltre è l'ospedale dove vengono eseguiti il maggior numero di interventi di chirurgia della spalla in Veneto. Abbiamo raccolto i dati degli ultimi anni 2023, 2024, 2025, per cui i numeri ci sono. Noi abbiamo fatto la richiesta ufficiale, adesso aspettiamo la Regione che ci dia la risposta.